Ciao a tutti i nostri telespettatori, non è un allenamento ma è la finale, la semifinale, scusate, regionale di ritorno Under 19 Chioene Padova contro Calzedonia Verona. Tra l'altro è anche un derby, siamo collegati come hai detto tu. È un derby davvero. 1-1 il conto dei set in questo momento, con Verona che conduce nel terzo set 13-10. C'è stato un blackout della squadra di casa della Chioene e purtroppo Verona ha recuperato. Siamo qui alla Chioene con dei graditissimi ospiti, davvero siamo contentissimi di avere qui il presidente della Pallavolo Padova, Fabio Cremonese. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera Presidente, poi abbiamo Marco Volpato, Fabio Balaso e Francesco Zoppellari, che sono tre dei giocatori protagonisti di questo campionato. Buonasera a voi. Buonasera a tutti, ciao. Tutto bene? Buonasera, sì, tutto bene, grazie. Buonasera. Perfetto, sono in ordine come gli ho detto. Guardate, in questo momento Padova ha appena segnato l'11° punto di questo terzo set. Vediamo un po' di commentare in diretta questa battuta. Sta per battere Padova alla ricerca del 12° punto del terzo set. Poi andiamo a sentire anche il presidente cremonese sul campionato, perché la squadra è ancora impegnata nei playoff per il 5° posto. Ha battuto Sora ieri 3-0 il punteggio. Vediamo Verona se riesce nell'attacco. No, bene il muro di Padova, adesso l'alzata e la mette giù. È il punto, è il 12° punto. Grandi emozioni qui in diretta. Bene così, sostenete anche dallo studio presidente. Emozioni stasera, ma emozioni ancora in questo campionato, alla ricerca di un posto per una competizione che sarebbe la Coppa UEFA della pallavolo, no? Sì, esatto. La Challenge Cup. Esatto, diciamo che stiamo cercando di raggiungere l'obiettivo di avvicinarci il più possibile, se non raggiungerlo, per il 5° posto. Chiaramente è un posto prestigioso, ci sarà molto da lottare, ma abbiamo tutte le carte in regola per poterci arrivare. Vi ricordo che c'è il ritorno contro Sora. Sì, domenica i nostri ragazzi saranno a Sora e Sora c'è da aspettarsi una partita molto combattuta, perché Sora comunque può fare molto bene, anche noi facciamo molto bene, quindi sarà una partita molto divertente. Vi restituisco la linea, poi andremo anche a conoscere anche qualche curiosità sui giocatori che sono presenti qui stasera. C'è anche la mascotte della Pallavolo Padova, che è l'Enderino, il pinguino, che è laggiù a sinistra, ma lo riprenderemo più tardi. Marco? Sì? Il pinguino, Marco Campanale a Chioene Guarda chi è Arena. arrivato. Guarda, è arrivato l'Enderino, il pinguino. Siamo sotto di un set, però dobbiamo tirarli su questi ragazzi, Se ne va. Guardo che si è un po' arrabbiato l'Enderino, il pinguino. È un po' dispiaciuto perché hanno giocato bene i ragazzi under 19 della Chioene, però hanno avuto un attimo un blackout per qualche minuto, per qualche punto, e purtroppo hanno subito un parziale, se non ricordo male, di 5-0, e lì ha preso il via Verona, che ha vinto l'ultimo set 25-21. Qui mi prendono in giro tutti. Ma sei veramente simpatico, posso dire. Occhio alla spalla, Più Marco. forte, pinguino. Ha detto mi raccomando, non farmi parlare, io non... Una bella botta alla canavacciuola. Saluta i telespettatori. Ecco, dai, sì. Perfetto. Va benissimo. Simpaticissimo. Sottotitoli. Sono usciti in tanti al volo, prima di andare un attimo da Volpato, sono usciti in tanti dalle giovanili di Padova, vero? Beh, sicuramente le nostre giovanili sono una bella scuola, abbiamo gente preparata che sa insegnare a questi ragazzi a crescere, a fare gruppo prima di tutto, e a fare sport e a farlo di qualità. E comunque tanto di cappello anche per questa partita stasera, perché comunque stiamo parlando di una semifinale, quindi partita importante. Questo sta a vedere è proprio la capacità che abbiamo dei nostri ragazzi a fare. Sì. Speriamo che recuperino. Marco al volo. Martina, scusami, chiedo a Marco che ho saputo che ti piacciono tantissimo le verdure. Sì, tra l'altro il nostro sponsor è anche uno
di quelli che le verdure piacciono, capito? Un po' Quindi vegetariano. mi sono dovuto adattare anch'io purtroppo alle verdure, ma Ascolta, invece il piatto preferito so che ti piace il pollo al curry, giusto? Apple al curry è una delle mie... Il pinguino al curry, eh? Beh, potrei provarlo, vieni qua che stasera ho fame. Marco, sei il capitano della squadra, come vedi questa ultima fase della stagione? Ma è una ultima fase impegnativa, anche perché appunto siamo a fine stagione, le energie cominciano magari un po' a mancare, bisogna trovare i giusti stimoli anche mentali per riuscire ad affrontare una nuova avventura, perché si tratta di un campionato un po' a parte, ecco. Com'è andata quest'anno? Come lo valuti il campionato, la regular season? Quest'anno abbiamo avuto qualche difficoltà, però tutto sommato siamo riusciti nel finale a prenderci qualche soddisfazione ugualmente, dai. 1-1 il punteggio nel poi Marco mi quarto deve spiegare. set, il vantaggio 2-1 Verona, la linea allo studio, ci rivediamo tra poco. Dalla Chioene Arena, Marco Campanale. Martina, Martina? sì, siamo qui, sono attimi decisivi per il futuro del match Appunto e il per futuro quello anche che del avevo detto. cammino del campionato regionale dell'Under 19. 22-20 in favore della Chioene. In questo momento il punteggio lo vedete inquadrato dal nostro Graziano Gasparetto. La Chioene che ha reagito a un momento di difficoltà e che adesso si è portata avanti di 2 lunghezze. Ora sta attaccando Burata però dalla Calzedonia. Adesso di nuovo un tentativo di schiacciata, di nuovo un muro, vediamo se riescono a metterla giù e ce la fanno, è il 23esimo punto. E allora c'è la possibilità di andare al tie break, c'è da ricordare che Verona ha vinto al tie break all'andata e quindi se Padova dovesse vincere al tie break si andrebbe al golden set per aggiudicarsi la finale contro Treviso. Fabio, sei il libero della squadra, io ti chiedo di valutare questo campionato, come l'hai visto anche da parte tua. Intanto buonasera a tutti. Questo campionato è iniziato all'inizio bene, molto bene, con una serie di vittorie anche importanti, abbiamo giocato bene con delle squadre in alta classifica, poi verso metà campionato siamo un po' persi, però comunque adesso stiamo un po' riprendendo per questi playoff tutto a posto. E domenica si gioca a Sora, sarà una partita difficilissima, l'avete battuta 3-0, però c'è tanta voglia di far bene anche lì. Sì, beh certo, sicuramente sarà difficile perché in un campo come Sora non è mai facile, con un tifo molto caloroso. E comunque noi ci proveremo fino alla fine per vincere anche gara 2 e per passare il turno. Tu ti sei descritto prima, sono un ragazzo semplice, sono un ragazzo casa e morosa. Come si chiama la morosa? Sara, si chiama Sara, la vuoi salutare? Sì, la saluto che adesso è tornata a casa da lavoro anche lei e quindi un bacione. Grazie mille, fra un po' parleremo anche con Francesco che se non sbaglio sei stata l'MVP contro Sora, giusto? Allora parleremo anche con te. Io adesso direi di tenere la linea, adesso la teniamo la linea perché siamo 23-22. Una gara bellissima da parte tua. Dai, ieri è stata una gara molto soddisfacente per tutta la squadra, poi ovvio fa piacere ricevere il titolo di MVP, ma è ancora più bello vincere la partita, gara 1 in semifinale di questo turno contro Sora, e speriamo di chiudere la serie già da domenica prossima. Sono dei bravissimi ragazzi questi, Martina, lo dico anche a tutti gli ospiti studio da casa. Pensate che Francesco studia anche economia al primo anno di Padova, giusto? Come stanno andando gli esami? Li hai fatti qualcuno? Ho appena finito la sessione invernale, ne ho dati 2, ho dato diritto privato e governo e gestione delle aziende, e entrambi li ho passati con discreti risultati, con buoni risultati, dai. So che hai fatto una dedica speciale domenica per la vittoria, giusto? Sì, l'ho dedicata alla mia famiglia, in particolare a mio papà, che è venuto a mancare qualche mese fa, e quindi sarebbe stato bello e se lo sarebbe goduto se ci fosse stato anche lui. Sono sicurissimo, siamo tutti sicuri che sarà orgoglioso di te. Sì, di sicuro. In studio credo che ci possa stare un applauso in questo momento per Francesco, perché se lo merita tutto, non solo per l'MVP. Allora, Come si chiamava il papà? Piero. Papa Piero. Papà? Siamo. Marco, cosa è successo? Siamo 23-22, Martina. No, ancora. Oh, caspita.
Allora stiamo sulla partita, dai. Andiamo adesso alla battuta, c'è Verona, la Calzedonia, la ricezione perfetta da parte di Padova e la palla messa giù, 24 manca 23. un punto alla tie break, lo seguiamo in incredibili diretta. emozioni. Dai, Andiamo a commentare anche con Ma perché il campo è il presidente Cremonese. Potrebbe essere la chiave questa dell'incontro se riuscissimo a mettere giù il 25esimo punto e a fare magari 2-2 nel conto dei set. Presidente, adesso vediamo in battuta il numero 1. Aspettiamo di vedere. Riuscire La a... ricezione con qualche problema da parte di Verona. Adesso provano a metterla giù. È il 23esimo punto di Verona che andrà in battuta. La squadra under 19, ve lo ricordo, è allenata da Fabio Cecchinato, che davvero crede in questi ragazzi. Da ricordare anche che il vivaio della Chioene è molto importante anche per la prima squadra, perché i 3 giocatori che vedete qui stasera vengono proprio dal vivaio della Chioene, vero Presidente? Sì, esatto. La nostra filosofia, si sa, è quella di lavorare. La battuta di Verona, ricezione problematica dai 24-24, si va ai vantaggi. Marco, chiudiamo il Adesso collegamento perché... Il sangue freddo che hanno già questi ragazzi a quest'età. Quanto bravo sono a gestire la partita. Mi dicono la linea allo studio. Sì, linea allo studio, così si chiudono il loro set in tranquillità e dopo semmai interveniamo facci con vedere l'applauso finale. Senza problemi, esatto. Tornerei alla Chioene Arena perché oltre ad aver vinto ovviamente il set che ha portato al 2-2, i ragazzi stanno, credo... Sta facendo il golden set, no? Il golden set, esatto. Stanno disputando, Martina, il golden set, vale a dire che chi vince questo set si qualifica per la finale contro Treviso. E in questo momento il punto è del numero 3 Canella ed è il terzo punto per Padova, che quindi ha pareggiato 3-3. Questo è il punteggio. Stiamo vivendo emozioni incredibili questa sera qui assieme a Lenderino il Pinguino, assieme a Marco Volpato, a Fabio Valaso e a Francesco Zoppellari, che sono 3 dei giocatori della Chioene Padova, assieme a Marco Gianesello e Alberto Sanavia, che invece si occupano della comunicazione, assieme al presidente ovviamente della Pallavolo Padova, Fabio Cremonese, che sta seguendo le sorti dell'incontro in maniera trepidante. Adesso però sono molto bravi loro a segnare il quarto punto, si portano in vantaggio. È una partita molto equilibrata, anche il Verona veramente è una bella squadra, però insomma c'è una partita che sta facendo divertire, quindi partita che fa molto spettacolo. Allora facciamo così, siete d'accordo che ce la guardiamo fino alla fine? Sì? Allora Martina, ti chiederò la linea alla fine dell'incontro e ti dico come va. Facciamo così, okay? Intervieni tu quando è la fine, che vediamo ovviamente come va a finire. Grazie. Vediamo. Allora, vai Marco, Chioene Arena, under 19, Pallavolo Padova, Verona. Vai, scusa. Semifinale di ritorno, davvero siamo nei secondi finali, 12-11 adesso il punteggio per Padova, che pensate era sotto 8-4 contro Verona, ha saputo recuperare, addirittura superare l'avversario. Marco, che partita! Che partita, una partita infinita, tiratissima e che sta regalando tantissime emozioni, veramente. Adesso seguiamo l'attacco di Verona, che prova a metterla giù, è fuori ed è il 13° punto. Attenzione, perché qui ci si gioca la finale del campionato regionale under 19 contro Treviso. Verona sembra a terra, ma attenzione, perché in questa partita è successo di tutto, continui ribaltamenti di fronte e adesso Marco, ti ricordo. E adesso c'è in battuta Padova con la ricezione di Verona molto buona e l'errore! Il mio Verona vino non non si arriva capisce più, è è 14-11! È 14-11, andiamo da Lenderino al Pinguino! Marco, sai che sarai fermato a Montebello. Non potrai più far ritorno in quel di Verona. Punto decisivo, torniamo sulla partita! Occhio che c'è il pinguino. Batte Longo! Pinguino sulla spalla dopo, Riceve il libero di Verona! Muro fuori, 14-12, muro fuori, 14-12. Dai, seguiamo in diretta questa parte finale della partita, il golden set. Vogliamo il pinguino. Il muro fuori di Canella, qui davvero il tifo è assordante, bravissimi anche i giovanissimi supporters dei bianconeri di Padova. C'è il presidente che non sta più nella pelle. Credo. La battuta di Verona, la ricezione così.
Lazza, libero di Padova e poi c'è il muro purtroppo di Verona, schiacciata di Marcolin che è stato murato, e la palla che termina nel rettangolo di gioco, e quindi è il punto per Verona, 14-13. C'è il time out, vi cedo la linea allo studio, ci sentiamo alla fine. Ci sentiamo tra qualche minuto. O no? No. Non ha ancora vinto, aspetta un attimo. Sul 16-15. Mio Dio. 16-15, inquadriamo il punteggio, c'è in battuta Fusaro, uno dei centrali della squadra. Adesso Fusaro proverà a mettere giù il punto che può decidere la partita. Va Fusaro. Ha cambiato tutto. Bella battuta. Padova vince! È il finale! Incredibile gioia in diretta! 17-15 al Golden Set! Che partita, ragazzi! Splendida la schiacciata sul finale di Guidotti, di Alberto Guidotti. Grande Marco! E la pallavolo Padova è in finale Under 19 regionale, incredibile! Sei Allora io vi contento? saluto tutti qui dalla Grazie. Chioene con gli applausi del pubblico, sono contentissimo davvero. Allora salutiamo il presidente Fabio Cremonese, grazie per essere stato qui. Grazie, ci siamo divertiti. Marco Volpato, grazie mille. Grazie a voi. Applausi anche per questi ragazzi. Ma senza parole, veramente, bellissima partita. Fabio Balaso, grazie mille. Grazie a voi. E anche Francesco Zoppellari, grazie. Grazie a voi, buona serata. Grazie al Pinguino Martina che ti vuole regalare un bacio, anche a Giorgia. Grazie. Un bacione, dice il lendarino, il Pinguino, e io saluto voi. Grazie, Marco. Guardate che bella festa, guarda che bella festa. Grazie. Ciao a tutti e buona serata. Grazie.